Si andrà in pensione a 67 anni, Berlusconi annuncia riforma, a Bruxelles l'ironia di Sarkozy e Merkel, l'Europa chiede entro mercoledì misure coraggiose per crescita e taglio del debito, il Premier convoca il governo. Però c'è un'idea che se c'è un'Europa si deve andare in pensione in tutti i paesi alla stessa età. In tutti i paesi si va alla stessa età indistintamente uomini e donne, si è individuata la soglia di 67 anni come una possibile data per tutti i paesi, per tutti gli uomini, per tutte le donne e cittadini europei. Questo è il motivo. Non è che ce lo impongono, uno può decidere poi o no che lì stare in Europa è meglio o peggio, ed è un altro discorso. Se sta in Europa una regola comune mi sembra di buon senso, insomma. È come dire, vorrei la stessa cartellonistica stradale in tutta Europa, le stesse strisce dello stesso colore, cioè è la stessa cosa, vale a maggior ragione per temi importanti come gli aspetti pensionistici, secondo me. Prego, Scarpa. Normativa. Tornando al discorso che faceva invece il signore di Spilimbergo, sì, lei ha già risposto sulle pensioni, c'è un dato europeo che fissa come 67 anni il livello indicativo. Certo, noi siamo consapevoli di aver già fatto una riforma delle pensioni in passato, una riforma importante. Credo che sia importante segnalare, ribadire, lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio stesso, che non verrà toccato il livello delle pensioni, quindi nessuno pensa di abbattere il livello già in molti casi miserevole delle pensioni dei cittadini italiani. Quindi non verranno abbassate le pensioni. L'ipotesi allo studio, e a uno studio anche molto affrettato, sarà quello di elevarne l'età per poterla percepire. Tra l'altro sulle pensioni ancora, che ricordiamo sono un tema importante in questo momento, sono la prima pagina del Corriere della Sera, mi scrive Walter Vignotto, pensione a 67 anni è una legge impensabile, torniamo su Facebook, per chi fa un lavoro usurante, turni notte, muratori eccetera, ma i lavori usuranti dovrebbero essere valutati in maniera diversa. No. C'è una telefonata, buongiorno. Certo che sì. Pronto? Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiedere una cosa. I nostri figli, sono Daniela, chiamo da Venezia, i nostri figli fanno i figli sempre più tardi e noi dobbiamo badare... Figli tardi? Sì, e noi dobbiamo badare ai nipoti. Poi abbiamo i vecchi nostri personali e quelli del marito. E dobbiamo lavorare fuori, dentro casa, occuparci di tutto. Volete portarci a un'età in cui noi stesse dovremo andare a lavorare accompagnate dalle badanti? Non so se vi rendete conto, 67 anni per una donna casalinga e più col lavoro esterno sarebbero da catalogare tra gli usuranti, perché noi non ne possiamo veramente più dalla stanchezza. Bene, io vi ringrazio, basta così? La capisco, anche se penso non ci sia alternativa personalmente. Ma io la capisco e comprendo perfettamente questa situazione, che peraltro è anche molto frequente. Aggiungo che, come diceva giustamente la signora, molto spesso, anzi quasi sempre, le donne che lavorano si trovano in condizioni di maggiore difficoltà e di maggiore fatica, perché hanno come minimo 2 o 3 o 4 lavori, come diceva la signora. Per tutte le donne europee vanno in pensione come gli uomini. Glielo dico in tutta onestà, io mi auguro che questo limite dei 67 anni possa essere applicato in Italia con una serie di deroghe, non solo per i lavori usuranti evidentemente e ovviamente, ma anche per una serie di circostanze particolari che comunque dovranno essere considerate attentamente, perché quando si fa una norma di carattere prescrittivo fissando come dato unico l'età di 67 anni, si rischia di fare gli stessi errori che ha fatto, e lo dico con dispiacere, il ministro dell'economia Tremonti quando ha fatto i tagli lineari. Cioè non si può andare giù col macete, bisogna saper dividere, distinguere e vedere le situazioni diverse, con le fatiche diverse, con i sacrifici diversi che vengono fatti dalle persone e dalle categorie.